Benvenuti e benvenudis. In questo video vi darò un problema con soluzione relativo alle teorie des ondis. Chiate il periodo di una onda armonica che si muove con una velocità di watt metros al secondo e che ha un numero di onde che vale 13 metros ai manculon. Dal test del nostro problema possiamo osservare due robis. La prima è che conosciamo la velocità di propagazione delle nostre onde. Questa velocità è compagna a watt metros al secondo. La seconda è che conosciamo il numero di onde k che le compagna a 13. Osserviamo che l'equazione di une onde armoniche può essere scritta in queste forme. A, che moltiplica il sen di kx mancul omega t. Le che A è le amplitudini o amplezze delle nostre onde, K è il numero di onde e omega è la pulsazione. Il numero di onde K può essere scritto tanto che 2π dividut lambda, lì che lambda è la lunghezza di onde. Invece la pulsazione e poi essere scritta tanto che 2π dividut t, che è il periodo. Per risolvere questi esercizi, possiamo cominciare da formule che descrivono la velocità di propagazione v delle onde. Questa velocità di propagazione è compagna a lambda moltiplicato f, lì che lambda è la lunghezza d'onde e f è la frequenza. Di che altre bande la frequenza è leata al periodo t, de relazione che possiamo vedere qui, e in particolare il periodo t è calcolabile tanto che l'inverso delle nostre frequenze f. Dunque t è compagna a 1 dividut f. Possiamo allora cominciare la nostra soluzione chiattando la lunghezza d'onde lambda, doprando le informazioni che vengono a disposizione sul numero di onde k. Osserviamo che k è compagna a 2π dividut lambda. O possiamo invertire la formula e chiattare che lambda è compagna a 2π dividut k. K vale 13 e dunque lambda sarà 2π dividut 13. Facendo conso, chiattiamo un valore di 0,40 watt metros, tanto che lunghezza d'onde le onde considerate. Come viene determinato il valore di lambda, possiamo chiattare il valore delle frequenze dal momento che conosciamo la velocità di propagazione. Difatti, la frequenza sarà compagna a v dividut lambda, ma v vale watt, lambda vale 0,40 watt, il risultato sarà 16,7 Hz. Questa è la frequenza delle nostre onde. A che punto è facile chiattare il periodo, dal momento che t sarà compagna a 1 dividut f, dunque 1 dividut 16,7 secondi, perché viene sempre doprato unità di misura dal sistema internazionale, e il nostro risultato riportato a una sola cifre significative sarà compagna a 0,06 secondi, e questo è il valore che oscilla. Per questo esercizio è tutto, grazie per la vostra attenzione, mandi!